Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con questa bella storia. Si chiama Alvise Vivian ed è un tredicenne di Santa Maria di Sala che frequenta la terza media a Treviso. Nell'ambito di un progetto scolastico, Alvise ha dato vita a My Venice, ossia un'app per dispositivi con sistema operativo iOS, quello per Apple iPhone, rivolta ai ragazzi per far conoscere Venezia attraverso una leggenda digitale dei luoghi culturali e storici più importanti della città. Ho unito due mie passioni, ha dichiarato lo stesso Alvise Vivian, Venezia e l'informatica. Spero così di aiutare i miei coetanei a conoscere i tesori della nostra città. La cronaca. Pneumatici sotto la lente per la campagna Vacanze Sicure promossa da Sogome Feder Pneus in collaborazione con la Polizia di Stato. L'attività di controllo su strada ha lo scopo di verificare lo stato degli pneumatici di 10.000 automobili che circolano sulle strade del nostro paese. I controlli si concentreranno nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia e si svolgeranno nel mese di maggio con una coda nelle prime 2 settimane di giugno. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili numerose informazioni sugli pneumatici. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Caterina Morino sarà la madrina dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia, lo comunica ufficialmente la Biennale di Venezia. L'attrice condurrà infatti le serate di apertura e di chiusura che si svolgeranno mercoledì 30 agosto 2023 sul palco della Sala Grande al Palazzo del Cinema Lido in occasione della cerimonia di inaugurazione e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 9 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i leoni e gli altri premi ufficiali dell'80ª mostra. Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato il progetto definitivo per la demolizione di case abbandonate e la realizzazione di una piazzetta con skate park in via Trieste a Marghera. È previsto un parcheggio collegato a via Trieste, una clubhouse, uno spazio a parco dedicato ad attività sportive temporanee e come spazio di svago, nonché appunto uno skate park dedicato a competizioni di livello nazionale. Lo skate park è progettato per essere del tipo street, ovvero sia simulando una condizione di ostacoli urbani, vale a dire rampe, gradini, ringhiere, eccetera. L'investimento per la realizzazione dell'intervento è di 500.000 euro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.